Si terrà domani pomeriggio 19 luglio ad Agrigento presso il foyer del Teatro Pirandello la presentazione del concorso Io e i miei nonni, esperienze e riflessioni organizzato dalla CISL Pensionati alla presenza dei vertici del sindacato, il segretario provinciale di Agrigento Caltanissette Enna Carmela Petralia, di Giuseppe Zola, presidente dell'Associazione Nonni 2.0, del presidente della Fondazione Agrigento 2025 Giacomo Minio e del segretario generale della FNP CISL Sicilia Maria Rosaria Aquilone. Concluderà i lavori il segretario generale della FNP Pensionati CISL Emilio Di Donè. Ma sì, guardi, innanzitutto vorrei fare i complimenti per la scelta della location, perché parlare nella zona di Agrigento, città della cultura nel prossimo 2025, è stata una scelta molto indovinata della FNPC siciliana e del suo gruppo dirigente. Per quanto riguarda l'iniziativa di chiedere ai ragazzi delle scuole di scrivere dei temi o delle composizioni per i nonni, la trovo entusiasmante come iniziativa, perché noi stiamo vivendo un periodo in cui 4 generazioni sono a confronto ed è la prima volta nella storia, e stiamo anche vivendo un periodo in cui gli over 65 hanno superato purtroppo gli over 15 anni. Quindi sono momenti storici particolari, momenti demografici particolari. E stanno vivendo 4 generazioni, stavo dicendo. Io per esempio i miei nonni non li ho conosciuti. Oggi i nipoti hanno la fortuna di conoscere i nonni, di vivere con i nonni, di imparare dai nonni e di insegnare ai nonni. Quindi io credo che sia un momento straordinario e soprattutto di passaggio intergenerazionale, perché senza passato non c'è futuro. Credo che questa cosa deve andare avanti e deve continuare, perché dà futuro anche al Paese. E mi permetto di aggiungere e concludere che gli anziani sono un grosso investimento del Paese, non sono uno scarto, e fa bene Papa Francesco a denunciare questa solitudine dello scarto verso gli anziani. Gli anziani sono una grossa risorsa del Paese, gestiscono 1/3 del PIL con la silver economy e sono sempre pronti ad aiutare tutti, famiglie, sono praticamente il bancomat sociale delle famiglie, quindi bisognerebbe portare più rispetto, più dignità e soprattutto non abbandonarle, perché sono stanco anche di leggere i giornali in cui si scoprono nelle grandi città dei morti soli, vecchi, abbandonati dopo settimane. Ecco, bisogna ritrovare, lo ripeto 3 volte, ritrovare il rispetto dell'anzianità, il rispetto del vecchio, che era molto curato nell'antica Roma, nell'antica Grecia e anche nelle case contadine dell'Agoro degli Zoccoli, cioè l'anzianità è sempre stata molto rispettata e credo che questo rapporto intergenerazionale deve tornare a questi valori.